grande artista che viene dalla Scozia, siciliano per carità, però appena stato in Scozia a cantare, a far sentire la sua arte. Vediamo che se lo ricorda. Ti lascio una canzone, chi l'ha seguito? Il programma sulla Rai, un po' tutti. Ecco, hanno paura perché è normale, è estate, quindi hanno paura che si vede qua come Maria De Filippi, la scena pozzata, scusate. Non succede niente, tranquilli, succede anche in televisione, è bello vedere tutto questo. Quindi, un po' tutte le riviste ti lascio una canzone. Vi ricordate quel ragazzino che aveva una parlantina pazzesca? Io la prima volta che lo vidi sul palco dissi, ma questo ragazzo è veramente bravo. Cioè, teneva testa lì alla Clerici e non lo faceva parlare mai. Quindi ho un po' paura adesso di chiamarlo sul palco perché secondo me mi farà parlare. Chiamo qui sul palco la splendida voce di Damiano Mazzone! Facciamo un grande applauso! Ciao Damiano, come stai? Eccolo qua, è diventato un giovanotto, ormai loro ti conoscono perché a Ti lascio una canzone ogni anno ti invitano sempre perché non possono fare a meno di te, sei bravissimo, fai ballare tutti, fai muovere tutti quanti. La mia paura era quella, dico adesso non mi farà parlare. Damiano, intanto voglio salutare tutti quanti, visto che comunque io devo dire che da quando mi siete stati lasciando canzone ho cantato poche volte a Canale per la mia città, quindi sono stato ultimamente in Scozia, quindi per me venire qui, per voi è proprio un grandissimo piacere. Ringrazio tutti quanti, è stato l'anno quest'anno che lasciamo canzone, quindi diciamo l'onore di andarci, quindi è sempre una bella soddisfazione. Una grande emozione. Allora Damiano, hai detto una cosa molto molto carina, no? Io anche essendo catanese, tu sai che chi fa dei programmi, no? Noi siciliani purtroppo lavoriamo più al nord, più fuori rispetto a Catania. Questa è una cosa che io non capirò mai. Però sai, siamo un po' noi siciliani, perché dicono che si lì non è così. Non è che noi cantiamo, balliamo, presentiamo ovunque. Ci sono dei palchi che naturalmente ci aspettano. Io, quando mi hanno detto chi puoi portare, naturalmente ho detto Damiano, assolutamente grazie. sì, perché sei un bravissimo artista, lo sai, te lo dico sempre. Diciamo per me è sempre una grande emozione ritornare anche quando nei posti in cui magari ci andavo precedentemente, per esempio ho visto molte persone che mi hanno conosciuto quando neanche avevo ancora partecipato a quel programma. Sì. Quindi è sempre una grande emozione e sì, per me diciamo è sempre un grande divertimento, una bella emozione ricevere questi applausi da persone che mi vogliono bene. Assolutamente sì. E ricevere consensi anche diciamo in anche qualche modo diciamo è stata una bella. Allora, ricordiamo un po' dove sei stato all'estero, perché questo ragazzo dovete capire che lavora un sacco, ci sono un sacco di quartieri italiani all'estero, vero? Sì. Allora, abbiamo detto che sei stato in Scozia. Il 2 giugno, sì. Il 2 giugno, quindi è fresco fresco. Ma senti, hai imparato qualcosa della lingua? Che lingua parlavi? Lì si poteva parlare, a parte che comunque rispetto a, diciamo, a Canada, per esempio ci sono magari più comunità italiane, lì erano sì più scozzesi, quindi diciamo è stato non c'era nessun interprete, quindi devo dire che però io devo dire una cosa, siamo arrangiati, diciamo. quando noi andiamo all'estero, solitamente vieni più qua perché sennò la gente non ti vede, quando noi andiamo all'estero, solitamente impazziscono tutti per gli italiani, soprattutto per la musica italiana. Poi il genere che fai tu è un genere funzionale, è un genere molto bello, chi ti conosce lo sa, quindi. Sì, infatti comunque in Canada per esempio c'erano Canada migranti, soprattutto meridionali, quindi di sentire magari le vecchie canzoni che sentivano qui dalla radio, magari pure vedevano cantare degli artisti di più dai grandi cantanti, diciamo. È una grande emozione. Sì, una grande emozione sentire quelle canzoni, poi da un italiano che loro comunque non vedono l'ora di tornare a loro fanno. Quindi Scozia, Canada. Sono stato l'altro a marzo con Arisa, diciamo, ho avuto questo grande piacere. Sì, siamo stati a Monza. Questo ragazzo così lo dice con una semplicità, ho cantato con Arisa, ho cantato con Santa Vinci, così come se fosse tutti i giorni noi andiamo e cantiamo dietro l'angolo. Questo ragazzo è un talento. Ad Damiano, allora, siccome so che ci vuoi far divertire tantissimo, tra l'altro Damiano è una persona molto brava, disponibile, molto umile, iniziamo a divertirci, ma soprattutto vogliamo ascoltare la tua splendida voce. Cosa ci fai ascoltare? Io lo so, ma voglio. Sì, io un brano che ho cantato per la prima volta a Ti lascio una canzone, sono salito su quel palcoscenico per la prima volta, è stata la prima volta che andavo in diretta, è stata Cittadino Cimento. Io mi ricordo dal televisore, ero lì, c'era tutto il pubblico che ti lascia una canzone in piedi. È stata una bellissima emozione, una bellissima emozione. È la prima volta che si vede. Sei bravo, ci fai ballare anche adesso, ci fai emozionare. No, grazie. Damiano Mazzone! Cittadino Cimento.
mani. Sull'antica sino a me e tu porti del quartiere hanno solo non si vede ma si vede tutto questo e sarà le foreste e capisci com'è bella la città e voglio ci mettere com'è bella la città e voglio ci mettere com'è bella la città e voglio ci mettere mi dispiace solamente dall'orgoglio che sta gente si mortifica ogni giorno per una mano che fa niente ma non tiene coscienza e non tiene rispetto come fanno a figlio suono quando è a sera indorietto quando è a sera indorietto quando è a sera indorietto poi ti porta a mangiare sempre che non tiene freddo e se cinque la mattina quando traffico permette è permesse tutte cose non mi chiedi, non ti chiedo ma perché sei sempre fatto è soltanto per dischietto è soltanto per dischietto è soltanto per dischietto mi dispiace solamente che non accoglie che sta gente si mortifica ogni giorno e invece ti nasconde a nessuno può fare niente ci pigliamo caravella come dolce e come bella la città e come ce n'è com'è dolce, com'è bella la città e come ce n'è com'è dolce, com'è bella la città e come ce n'è già, venite con me, vi faccio vedere Napoli quanto è bella, venite. Com'è dolce, com'è bella, la città è come ce n'è, com'è dolce, com'è bella, la città è come ce n'è. Io che sono musicante, e mi sento fortunato, quando sono cante che sta bella serenata è perché sono innamorato perché forse ci sono nato ma vedete com'è bella la città e come c'è 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 com'è bella la città è come ce Grazie. Sì, noi ci ricordò che è stato veramente un piacere. Io volevo fare una cosa particolare che non ho mai fatto perché non mi è stato concesso infatti, perché Qua ti è concesso tutto! infatti vorrei fare un grande saluto a molti miei amici e compagni che sono venuti a vedermi che molto spesso ovviamente non hanno potuto perché erano altri posti, quindi è per me un gran piacere per Non questo. è facile venire a trovare Scozia, ecco, cioè non è che ci sai dietro l'angolo, no? Però è stato da dire molto distaccato il fatto che comunque bellissima esperienza, un po' diciamo stancante perché il 2 sono arrivato, ho portato pure alcuni libri dalla scuola, il 2 di sera ho fatto, diciamo, c'è stata la serata e poi il 3 abbiamo preso 2 treni con aereo e 2 aerei per tornare qui, quindi diciamo è stato... Questo è dietro le quinte degli artisti, è vero, quello che succede è veramente incredibile. C'erano molti grandi, quindi è stato... Senti un po', ma così giovane, no? Arrivare su un palco come quello comunque della Scozia, in Canada, e sentirsi anche leggermente, come dire, non sapere per che fare sul palco, no? Perché alla fine io sono qua, siamo tutti siciliani, ci conosciamo tutti quanti, siamo tutti amici, ma arrivare lì su quel palco e non sapere in che lingua parlare, non deve essere semplice, no? Non sapevo una parola in italiano, lo sposo qualcosa, quindi è stato Quindi a un certo punto però ballavano con te. Sì, no. Diciamo che è stato questa che è la cosa strana, il fatto che innanzitutto la sorpresa di ritrovare gli italiani che dopo 30 anni conservavano perfettamente il proprio dialetto. Questo è bello. Sì, questo è poi anche il fatto che la cosa strana è stata appunto che anche gli scozzesi stessi a un certo
appunto diciamo in base alle canzoni ballavano, ma le canzoni non capivano il testo, diciamo. Fantastico, fantastico, ma tu fai ballare tutti. Allora Damiano, invece di scappare via, io voglio chiamare qui sul palco gli organizzatori, coloro i quali ci hanno ospitato, hanno ospitato anche me da 8 appuntamenti